perdita. Io vi ho messo sullo sfondo un'immagine che la dice lunga. Questi ragazzi vanno sott'acqua, hanno un'autonomia di un'ora. Quando finisce l'aria devono riemergere. Noi siamo come dei subacquei, stiamo per terminare l'aria e sicuramente non avremo un futuro roseo davanti a noi. Le perdite per il settore termale si aggireranno a dicembre tra il 70 e l'80%. Gli alberghi del bacino, in quanto presidio sanitari, sono aperti, ma di fatto questo non basta a risollevare un'annata terribile per il comparto. I clienti di Austria, Germania e Svizzera non possono venire in Italia. Il Veneto poi è circondato da regioni rosse o arancioni, quindi l'unica forma di entrate è data dal turismo di prossimità, che non riesce a coprire le ingenti perdite subite durante il lockdown della scorsa primavera. Il comparto termale si aspettava dunque maggiori garanzie dal decreto Ristori-ter. Noi contavamo sulla cancellazione di tributi e tasse che quest'anno effettivamente noi non abbiamo maturato un lavoro tale da poterle pagare. Mi riferisco alla Tari, mi riferisco all'IMU, mi riferisco alla Tasi, mi riferisco a molte altre poi tributi oppure oneri che sono in capo alle aziende turistiche, e non avendo lavorato effettivamente non riteniamo corretto, equo e giusto doverle pagare. Tuttavia, uno sforzo considerevole per agevolare la ripresa deve arrivare anche dalle amministrazioni locali. Per questo Federalberghi rivolge un appello ai sindaci dei comuni termali. Noi contiamo, vogliamo, chiediamo da più tempo che le amministrazioni comunali di Abano e Montegrotto, che hanno ricevuto negli anni passati la tassa di soggiorno, sia effettivamente riconosciuta e spesa per il turismo. Perché badate bene, se noi non avremo la gente nei nostri alberghi, non ci sarà tassa di soggiorno e non ci sarà nemmeno una sopravvivenza per il commercio.